La Walt Disney presenta Worship alla signorina Olivia, moglie di Braccio di Ferro. Braccio di Ferro! Caro Braccio di Ferro, sanno rubato l'accendino! Ma ne fatto uscire! Olivia, ma che stai dicendo lì? Chi è sto potente che ti ha fatto uscire? Spera e poi dammi spinaci con spezzi di parte. È stata stravato rosa, Braccio di Ferro, ma hanno combinato! Wow! Era uno piccinino! Vieni conmigo, Olivia, via, non coppa sta padrosa, tenga il bolso Yogi che comanda tutta la zona dell'uomo, aspetta. Yogi, vieni a casa, e non ha fatto uscire la moglie, ma lascia fare pezzettino. Braccio di Ferro, non ti preoccupare, ma mo beghie. Ma manna a chiamare chi lo fa tante paperine. Non saluvate proprio vice farsi cosa. Oh, Yogi, Olivia, levi da mezzo, Braccio di Ferro, mette paura! Porta la pistola! Ma quale pistola, Olivia? Io spezzi in due parti, io spezzo. Paperi, caccio l'accettine e non ti permettere più. Un dancinin, mamma, un dancinin. Insieme con pagasse, non vuole mi caccio, non si pensa. Che se non si pensa, bumbra. Un dancinin, siamo di mamma, un dancinin. Un dossandin. Ja, caccio l'accettine, paperino. Oh, non dancinin, no, mi stai sentendo bene, ma non c'è miseria, ma figli sotto! Braccio di Ferro! La polizia! Aspetta, ti chiamo di volta, ma non c'è E chi è stato? Chi è sto baba? Non ti arresti, non devo andare a Panaduca! Ma niente, non vi muovete, andavano con noi a questura. Olio, chi che sta fiendo, non capire? A chiappa paperine e portiamo tutti quanti a questura. Olio, stanno nuovo, vizi. 10 giorni dopo, in tribunale, il giudice, Corte di Assisi, Aldo Biscardi. Amici amici della questura, la corte entra in sala perché abbiamo gli imputati. Qua c'è un Max Blitz, c'è Corrado, lei vendeva il fumo a tutti questi personaggi che sono venuti questa sera in questa camera. Ma non parlare miei fratelli come sanno niente, prima volta che mi dette una roba, mi dette non mi ricordo. Attenzione, guarda Corrado, perché io ho i testimoni, ho con me l'onorevole Andreotta. Andreotta, lei cosa può confermare? Ma mille, ma pure i figli miei, io oggi mi ho una steak e basta. Ma noi sappiamo che lei fa abuso di questa cosa. Ma pure i figli miei. Ma lei con chi stava quel giorno? Ti scuono. Lei con chi stava? Ti scuono, non parlare mi fanno. No, lei ci deve dire con chi stava quel giorno quando è andato a comprare da Corrado. Posso dire? Lo può dire apertamente perché è diritto suo. Stavo con Pietro De Viga. Signor Pietro De Viga, intervenga gentilmente, venga in aula. Per cortesia, silenzio sempre in aula. Mamma mia, una parola, mamma mia. Signor De Viga, non ho capito lei cosa ha da dire perché non si capisce una parola di quello che dice. La prima cosa, una parola. Facciamo una cosa, signor De Viga, gentilmente, il difensore del signor De Viga, signor Troisi, avvocato Troisi, venga a difendere il suo difesa. Guarda, si calma, prima cosa, perché vi sbatti di vicino? Ma il suo assistito non si capisce una parola, gentilmente. Cosa... No, ma è cagagli, mica. Avvocato Troisi, gentilmente, difenda il suo assistito e andiamo avanti, perché qua dobbiamo essere brevemente. Già essere breve? Certamente. Che vuoi? Ci deve raccontare come mai, cosa ha da dire da difendere a questo suo assistito. Ma che da difendere, capuriaggio? Tu cosa mi che cavolo? Che cosa anche lei? Che cosa? Ci parli chiaro, avvocato. Prima che facevo fatto un difensore,
pure ci hanno fatto inutile perché che Ah, vabbè, ma lei non può dire queste cose in aula perché io lo posso fare arrestare. E con chi l'ha fatto questa situazione? ma a te che te ne fotti, scusa? Ci deve dire lei con chi, dove è andato a comprare. Oh, pozzo dici? Certamente. Cioè, se Lei è un uomo di legge. Se mi avevano certo chiamato Edward. Edoardo, chi è questo Edoardo? Gentilmente se ce l'abbiamo. In Max Blitz ci sono tante persone implicate in questa cosa. Edoardo, chi è? Ah, il signor De Filippo, è lei, Edoardo. Ma come lei un giorno ha venduto a questo avvocato Troisi? Cosa gli ha venduto? Sia breve, gentilmente, e ci faccia sapere. Sì, ma che state facendo loro? Proprio. Io e tu bordello ci retta una stecchitella, Io perché mi appiccicato con mia moglie, con gente, ma quando mi posto non ho parlato, mio papà non sa niente sti cose con mio marito. Mi dispiace di lei che è una signora Pupella. Come mai lei, anche lei è coinvolto in questa situazione? Ma no, perché stai visto che te vengo a parlare, mio papà stai mia tina pica. Amo la chiama, va di. Titina, la signora Tina Pica intervenga e silenzio in aula per cortesia perché dobbiamo chiudere brevemente. Il Max Blitz avrà luogo per tanti anni. Basta l'ora che gente è merda, gente dichiarata, anime frate, ma non sa perché basta l'ora. E tutto blocco mi ha fatto una tirata di fumo. Signora Tina Pica, ma lei si dovrebbe vergognare per l'età che ha. Signora Tina Pica, lei si deve vergognare. Lei con Patrizio Lino l'hanno scoperto perché abbiamo i fonogrammi e le fotografie. Ma cosa sente Patrizia? Anzi, ma vogliamo Patrizia! Ma non riende, veramente, capitano! Ma che è capitato? Lei sul ring l'hanno vista e l'hanno fotografata, l'hanno visto un pochettino sobbalzato. Non era nella sua normalità. Ma guarda, veramente è successo! E basta! Ma come è successo? Non riende, stavo con Lino Crispo! Tu, Lino Crispo, anche lui coinvolto con questa età. Crispo, venga qui, silenzio in aula per cortesia. Maro, ecco senti me, ma andiamo i figli miei che schi, o sono usarci niente. Maro, ma chi mi canta? Ma lei si deve vergognare, signor Crispo, anche lei, l'età che c'ha lei. Ma come mai, come si permette lei a fare un fatto simile e poi a giudicare, a dire? Che è bello a parlare sono. Ma lei sta calunniando delle persone. Lei... Ma aspetta un po'. Cosa c'è? Aspetta un po', che pure la faccia tu non mi ricordo un po'. Io sono il giudice Biscardino. Aspetta, i dati visto a Piazza Bellì. A me mi hai visto a Piazza Bellini, ma... Quando benefici tu? Aspetta, ma tu benefici tu pezzi te? Oh, silenzio in aula! Ma quale silenzio? Mi ritiro per deliberare! Mi ritiro per deliberare! Ma quale silenzio? 2 ore dopo. Entra la corte d'assise di Siracusa, visto l'articolo 824 di Calda, Biscardino e tutti si fatienti in merda che sono convenuti questa sera in aula dall'ergastolo, incominciando da Olive, Paperine, Braccio di Ferro, tutto riesce a preso, anche Stan Laurelli e Oliverardo perché anche loro sono coinvolti. Allora lei conferma con me, pubblico ministero Adriana Celentano, lei ha confermato con me la situazione. Direi che su tutti gente di monnezza, ma manna puceriala. Vabbè, tutti quanti Ma appoggiano. come merda, ma come schifo, andiamo i figli miei. Dica a me merda. Olio, mia, perché mi ha cantato per me olio? Magnaccio vada tu, che chi tu giudice le snega per andare. A mia, hai la parola mia, schifo con me. Ma non c'è mica, pure mi manca la mia schifo dentro a me, dai. Ah, prato di vecchio, ho creatura, ma cantata! Ah! Io spero pure a me mi ha cantata. C'è stato un putente in mezzo che pure a me mi ha cantato, no?